Claudia Dottavi, ospite al nono Festival delle Voci Nuove di Vittorio Veneto. Claudia, la tua passione per la musica da cosa nasce? Dunque, la mia passione della musica viene da molto lontano, dalla mia infanzia. Credo che nasca dal desiderio di esprimere, dal bisogno di esprimere delle emozioni che tenevo molto mie. Io da piccola ero molto timida, quindi ero una bambina molto chiusa, timida, impacciata. Ho trovato questo canale in maniera forse, non lo so, con fortuna, non so. Mia madre mi racconta sempre che da piccola riuscivo solo a cantare, era l'unica cosa che facevo dentro casa tutto il giorno, quindi da lì nasce. È un bisogno di esprimere delle emozioni, è un qualcosa che non riuscivo ad esprimere a parole. Sono sempre riuscita a esprimerlo invece in musica, con il canto e a qualche volta anche attraverso la scrittura. Nella tua ormai lunga carriera, benché molto giovane, l'artista che ricordi con più piacere con cui hai collaborato? Beh, cosa dire? L'artista con il quale ho lavorato, che mi ha insegnato di più a livello umano, a livello professionale, è stato Riccardo Cocciante, con il quale ho condiviso una grandissima parte della mia vita, un'opera musicale molto importante, Notre Dame de Paris, che è stato poi il mio lancio a livello musicale più importante. Però ce ne sono anche altri di personaggi importanti nella mia carriera, quindi vediamo 2 anni fa Pippo Baudo con Domenica In e il maestro Caruso, che è stato fondamentale, insomma, anche per la mia crescita emotiva, professionale e umana. Poi il maestro Gianni Mazza, Pasquale Panella che ha scritto le liriche di Notre Dame. Ce ne sono tanti, però certo Riccardo Cocciante è quello, insomma, colui che mi ha iniziato a questo lavoro. Il personaggio di Fiordaliso, quanto è difficile riuscire a trasmettere un'emozione non solo nella musica ma anche nel recitare? Dunque, per quanto riguarda il personaggio di Fiordaliso, io l'ho interpretato molto giovane, quindi ero 18enne, possiamo dirlo. Ormai quest'anno si festeggerà il 10° anno del debutto di Notre Dame, il 14 marzo del 2012. Ero una ragazzina, quindi tirare fuori tutto quello che una donna può tirare fuori per prendersi il proprio uomo non è stato facile. Tanto è vero che io poi ho subito dei cambiamenti con il tempo. Durante le prime repliche, insomma, i primi anni di Notre Dame, avevo un tipo di imprinting sul palco. Poi nel 2007, quando ho ripreso un'altra volta la tournée, ne avevo un altro, perché chiaramente, essendo cresciuta con un altro tipo di femminilità, di umanità, avendo fatto delle esperienze, così l'ho ripreso in un certo modo il personaggio, quindi ancora più forte. È stato molto difficile, all'epoca discutevo tutti i giorni con il regista perché mi diceva ma devi essere più forte, più passionale, ma io non ci riuscivo, non era nella mia natura, ero una ragazza comunque molto timida, ero lì, vocalmente riuscivo a fare quello che lui mi chiedeva ma fisicamente no, quindi ho dovuto lavorarci tantissimo e lui, devo dire che alla fine poi ha mollato la presa e mi ha fatto i suoi complimenti e poi è andata, è quello che si sa, insomma, è sul video e ovunque. Un messaggio per i ragazzi in gara in questo concorso che incominciano adesso magari a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo? Allora, i ragazzi che ho sentito, che ho ascoltato questi giorni, ce ne sono alcuni fantastici. Quindi quando li ho visti li ho guardati anche con tenerezza, perché mi ricordo molto, anche io ho fatto tanti di concorsi. Cosa dire? Avere tanta forza, non mollare mai e studiare tanto, ma non studiare solo a livello tecnico, studiare la propria personalità, quindi mettersi in gioco continuamente, vivere e capire che l'importante anche di un artista è vivere nel migliore dei modi, con disciplina, e riportare la propria esperienza di vita anche nell'arte. Questa è la cosa più importante, secondo me, a parte il fattore, insomma, ecco, la disciplina, le regole, lo studiare canto, solfeggio, eccetera, imparare a portare nell'arte quello che si vive.
Sveliamo i programmi per il tuo futuro, hai già qualcosa in mente su cosa farai? Dunque, adesso sono in sala e sto registrando finalmente il mio primo disco. Quindi il primo disco da solista, quindi comincerò ad intraprendere una carriera discografica. E facciamoci in bocca al lupo, speriamo bene. Entro in sala adesso il primo di febbraio e speriamo di uscire presto con un lavoro fatto bene. Un saluto a tutti gli spettatori di Vive TV, un bacio grande e ci vediamo presto.